Lo stadio San Carlo di Voltri apre le porte all'11ª giornata del campionato di promozione. La sestese padrona di casa, vittima di svariate assenze tra cui l'addio di Edo Mura trasferitosi alla Voltrese, ospita i savonesi del Legino. Big match all'insegna di 3 punti che potrebbero smuovere la classifica, con i verde stellati a 20 punti e il Legino a 18. Sarà un primo tempo molto chiuso, colmo di errori tecnici, dove contiamo letteralmente 2 azioni salenti, una per parte. La prima proviene dai piedi di Del Nero, che testa i riflessi di Cannavò. La seconda accade al minuto 23, quando Lanza cavalca la fascia sinistra per poi mettere in mezzo la palla per Sighieri. Il 10 verde stellato si gira in un fazzoletto e Freda Canciani, sbloccando una prima frazione priva di emozioni. Nel secondo tempo ci saranno molti più spazi e le squadre si sbilanciano, e già al terzo minuto Ungaro si oppone in scivolata sul pericoloso tiro in area di Piacentini. Sempre Boni batte questo calcio di punizione per la testa di Garzoglio, conclusione che termina alta. Ancora Legino dal limite calcia Adorno, ma il tiro è centrale, impresa facile per Cannavò. Sul capovolgimento di fronte all'interno dell'area riceve palla Ballestrino, ma Canciani gli sbaglia la strada. Al 75esimo Bazzurio, con una perfetta sciabolata morbida, manda in porta Lanza, che realizza la rete del 2-0 colpendo proprio nel momento migliore del Legino. Poco dopo Tecchiati percorre tutta la fascia destra, poi crossa per Ballestrino. Il tiro del 9 verde stellato dà soltanto l'illusione del gol, ma la sfera finisce sopra la traversa. Signore e signori, godiamoci l'ennesimo Eurogol da parte di Davide Sighieri, che merita di essere visto e rivisto. Destro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali, giù il cappello e si è stesa avanti per 3-0. Il gol genera la reazione del Legino, e quando Piacentini sbatte contro l'avversario in area, l'arbitro indica il dischetto, da cui Romeo accorcerà le distanze calciando il penalty centralmente. Al 90esimo si rendono pericolosi gli ospiti, duplice occasione, prima fermata dalla traversa sull'incornata di Romeo e poi sul tiro di Latini. Cannavò ci mette una pezza, consolidando il risultato di 3-1. Fischia 1, fischia 2, fischia 3 volte il signore Odio di Genova. Sestese, che vince per la terza volta consecutiva, subendo solamente 2 gol nelle ultime 6 giornate, scala di posizione insediandosi al secondo posto in classifica, a -4 dal San Francesco Loano.